diretta. Hai sbagliato il numero. Ma è vero che... Dai, ci causa di incontrare sorgente come te lo uso, perché non è il suo strumento, quindi capisco che non si troverà a suo agio, però sicuramente farà la sua figura. Dai maestro, campiare di sorgente, trovi i documenti votis. Abbiamo scaricato il filmato, Che personaggio, ragazzi, finito tutto. Manco si biga a parte questa cosa. Tocca da... Arrazza il maestro, dato no, sto organizzato si arrabba, come la fai sto no, mi dici. Ecco. Com'è andato? Bene, benissimo. Sei soddisfatto? Hai visto tutti gli applausi? Sì, sono molto soddisfatto. E poi bistecca sorriso. Hai visto che non hanno parlato perché hanno voluto godere questo suono, ti volevano ammirare proprio, non volevano perdere la battuta. Cosa ne pensi tu di questo? Io ne penso. Ne pensa? Insomma, c'è un sacco di gente che parla senza pensare. Ne pente, Dio mio, no? Se sono bene dire, ma non ne pente, no? Va bene, grazie Filippo, auguri e buona fortuna a 100 anni. Ma adesso vanno 100 anni, bene? Bravo, alla prossima.
Però adesso, prima di finire, perché dobbiamo chiudere a mezzanotte, oggi è il giorno degli ospiti. Per chi non c'era, sapete perché siamo qua, no? Per esempio, il concorrente Sarracca Posanterfis. Dopo 45 anni circa che Mara non partecipa, almeno come tracca. Quindi quest'anno, oltre che come orchestra popolare sarda, che sarà composta da una trentina di suonatori di Launedas, parteciperemo con Sarracca, e questo grazie a tutti gli amici del Ballo Sardo, di Mara, grazie in particolare ai nostri esperti che sanno costruire questa meraviglia, perché noi non ne abbiamo mai fatto e non potevamo affrontare un lavoro così. Quindi c'è Giovanna Pugioni, che è la nostra esperta da Sarracca, però c'è anche Mauro Pinelli, che è il figlio di Giovanna. Lui è quello che ha spinto di più affinché questa cosa si fosse avverata, proprio perché ci teneva in modo particolare. E poi, siccome che Mauro è anche un bravo musicista, suona le Launedas, suona Susolito, è stato mio allievo quando aveva l'età di Filippo, aveva 5 anni, vero? Vero. In 4 vai do paese stampo, truci, potremmo abbonare e ci vuole Deus, a mamma, molare mia, su babbo, deppe porsi di no, in 4 come se la rendita doppia fare male, però adesso è diventato bravo, quindi c'è anche Nicola, però non suona. Nicola è un personaggio a modo suo, fa un sacco di cose, ma è impossibile raccontare che tutto sa fare Nicola. Però a Mauro ora lo voglio qua e ti fai una suonata con l'organetto, va bene? Perché come avete visto non ha riposato un minuto, è da 10 giorni che sta costruendo sta tracca, e quindi adesso, siccome che non si deve dimenticare di essere musicista, scegli l'organetto che vuoi, il triplo, va bene, i tasi soldi. Dai, un ballo capitanese girato a Bandito, e poi i Furious vi saluteranno con un brano finale. E la prossima, andiamo a studiare sta luce, già si lasti. Dai, ballo capitanese.